Trattativa per l'autonomia del Veneto in discussione da oggi per 3 giorni, le singole competenze, si parte con l'ambiente. Ieri sera il sottosegretario Bressa a Ring, accordo prima della campagna elettorale, non ci deve essere influenza politica. Giallo di Cornuda, omicidio e sequestro di persona, la procura ha aperto un nuovo fascicolo sulla sparizione della 43enne Sonia, intanto si indaga anche sulla impiccagione del compagno. C'è un indagato in relazione alla tragedia di Fabio Gasparini, il 18enne veneziano trovato morto in laguna vicino alla barca che stava guidando per lavoro. Oggi l'autopsia sul corpo del ragazzo. Traffico rilento lungo la strada regionale 11 a Veggiano per un tamponamento che ha coinvolto mezzi pesanti e auto, 2 feriti. In A4 altro incidente, tratto chiuso fra Latisana e Portoguaro. Svolta a Vigonza, i carabinieri avrebbero individuato il maniaco che sabato aveva tentato di adescare 3 14enni nei pressi del patronato. Raid dei ladri a Mira, rubate 50 stelle di Natale dell'AIL, la rabbia dei volontari, non c'è rispetto nemmeno per la solidarietà. Ieri sera alla Palaverde di Villorba 3.000 volontari alpini sono stati ringraziati per il lavoro svolto durante la dunata del Piave a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando di politica con la trattativa per l'autonomia del Veneto, il secondo round dopo il primo incontro di venerdì a Roma, in discussione da oggi e per 3 giorni le singole competenze a partire dall'ambiente. Dopo il primo incontro di venerdì scorso entra nel vivo la trattativa per l'autonomia del Veneto con la discussione delle singole materie. Si inizia nel pomeriggio con ambiente e territorio, domani sarà il turno di istruzione e formazione professionale, giovedì invece salute. 3 settori che secondo le stime della Regione valgono all'incirca 12 miliardi di euro. Ogni incontro vedrà coinvolti i dirigenti regionali competenti per i singoli settori affiancati dai tecnici per le risorse finanziarie e per il supporto giuridico. Per il governo ad interfacciarsi nella trattativa i referenti dei ministeri coinvolti. Nel frattempo il governatore Luca Zaia, come richiesto la settimana scorsa dal sottosegretario Bressa, sta rivedendo l'ordine delle 23 competenze in base alle priorità. Durante la 3 giorni di incontri verranno valutate l'incidenza finanziaria e l'organizzazione sul territorio necessarie per ogni materia in esame. Terminato questo lavoro, quanto deciso verrà portato davanti alle delegazioni guidate da Zaia e Bressa. Il sottosegretario Gian Claudio Bressa era ospite ieri sera in collegamento a Ring e ha detto l'intesa deve arrivare entro gennaio, prima addirittura della campagna elettorale. Una svolta in diretta a Ring per la trattativa sull'autonomia del Veneto. Le parole allora del sottosegretario, sentiamole. Per l'accordo sicuro, l'ho detto prima, per l'accordo il tempo è quello di arrivare entro gennaio, evidentemente. Prima, entro gennaio, bene. Sì, no, prima che cominci la campagna elettorale. Il problema è che l'intesa rappresenta il primo passo, poi c'è la necessità che il Parlamento trasformi questa intesa in legge ed ovviamente da qui alla fine della legislatura il tempo non basta. Ma arrivare a un'intesa o anche a un accordo, non ha importanza come lo vogliamo chiamare, credo che significhi fare un passo in avanti enorme, nel senso che il prossimo Parlamento non potrà che prendere atto di questo accordo tra i governi. La cronaca ora, omicidio e sequestro di persona, parliamo del giallo di Cornuda, la Procura di Treviso ha aperto un nuovo fascicolo in merito al giallo della sparizione della 43enne ucraina Sofia. Intanto si continua a indagare anche sulla morte per impiccagione del compagno 50enne. A poco meno di 10 giorni dalla morte di Daniel Albanese Pascal, 50 anni, che si è impiccato nella sua abitazione, la Procura di Treviso ha aperto ora un nuovo fascicolo, sequestro di persona ed omicidio. Intanto si allargano a macchia d'olio le ricerche di Sofia, la compagna di Daniel, svanita nel nulla dal 17 novembre, giorno in cui lo stesso 50enne aveva denunciato la scomparsa. Si continua a cercare da Cornuda a Pederoba, da Vidor a Maser, ma per il momento della donna nessuna traccia. Sotto la lente di ingrandimento ora spunta una rubrica di Sofia. Gli investigatori avrebbero trovato numerosi numeri e nomi di uomini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vita della 43enne. Di sera usciva spesso e il fine settimana era sempre fuori. Dove andava? Con chi si incontrava? Alcune testimonianze riferirebbero che il rapporto tra i due non sarebbe stato così idilliaco. Lui era geloso. Che cos'è accaduto il 17 novembre quando lei è scomparsa? Ieri è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Secondo il medico patologo
Alberto Furlanetto la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, ma ora si attendono i risultati dei prelievi effettuati per capire se nel sangue ci fossero sostanze psicotrope. Insomma, un mistero inquietante di cui ancora ci sono troppe domande senza risposte. Ma c'è un'altra inchiesta aperta riguardante un'altra tragedia, quella del 18enne Fabio Gasparini, trovato morto in laguna dopo essere caduto dal barchino sul quale stava lavorando da pochi giorni. C'è anche un indagato. Ci sarebbe un indagato in relazione alla tragedia di Fabio Gasparini, il 18enne veneziano trovato morto in laguna a Saccasessola, vicino alla barca che stava guidando per conto di un'azienda di trasporti. Un atto dovuto per consentire di far luce pienamente sull'accaduto e accertare l'esistenza di eventuali responsabilità. In queste ore l'autopsia sulla salma del giovane, conservata all'obitorio dell'ospedale civile. Sulla barca non ci sono comunque segni di urto e dai primi esami sembra certo che la causa di morte sia stata l'annegamento. L'ipotesi più probabile resta quella di un'onda anomala oppure di un malore che ha fatto scivolare in acqua il ragazzo. Le indagini affronteranno anche l'aspetto della sicurezza sul lavoro e del rispetto delle norme previste per l'attività svolta dal giovane, assunto da appena una settimana. Adesso a Vigonza, dove i carabinieri avrebbero individuato il maniaco che sabato scorso aveva cercato di adescare 3 ragazzine di appena 14 anni. Sarebbe già stato individuato e probabilmente anche denunciato il maniaco che sabato pomeriggio avrebbe insidiato con proposte indecenti 3 quattordicenni impatronato a Vigonza. I carabinieri di Pionca avevano avviato subito le indagini dopo la segnalazione dei genitori delle 3 ragazzine, utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze del barista che aveva assistito alla scena ed era corso in aiuto delle 3 minorenni. 60enne alto 1,70 m con un maglione bianco e rosso e blu con delle renne. Questa è la descrizione del soggetto che sarebbe stato individuato e ricoverato in una struttura dalla quale sembra poi essere uscito. L'identikit non combacerebbe però con un altro individuo che lo scorso luglio aveva adescato in pieno centro 2 sorelle adolescenti tentando di portarle a casa propria. Restiamo nel Padovano con un maxi tamponamento a Aveggiano, ci sono 2 feriti e problemi al traffico. Grave schianto fra 2 camion e 2 auto questa mattina lungo la strada regionale 11 a Aveggiano in direzione Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni un camion avrebbe tamponato le 2 vetture e la prima sarebbe finita contro un altro mezzo pesante che la precedeva, incastrandosi. Feriti i conducenti ma nessuno in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco che hanno lavorato molto per liberare dalle lamiere uno dei 2 automobilisti. Un altro incidente si è verificato lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste, che è stata chiusa al traffico stamane da Latisana a Portoguaro a causa del tamponamento tra 2 mezzi pesanti, avvenuto intorno alle 9 sulla corsia in direzione Venezia. Uno dei 2 mezzi ha perso il carico di granaglia che trasportava. Non ci sono feriti. Per consentire però le operazioni di messa in sicurezza della circolazione, Autovia ha chiuso lo svincolo in entrata a Latisana in direzione Venezia e ha istituito l'uscita obbligatoria a Latisana. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Adesso il tema sicurezza con ladri che entrano in un'azienda per rubare, ma il custode riesce a metterli in fuga. È successo a Mira. Erano quasi riusciti a scardinarla dal muro, ma l'incursione è stata resa vana dall'antifurto e soprattutto dal custode che nella notte tra domenica e lunedì è riuscito a mettere in fuga i ladri entrati in un'azienda attiva nella vendita e distribuzione di GPL con sede a Borbiago di Mira. L'obiettivo era la cassaforte della società. I danni sono ingenti, hanno dichiarato dalla sede dell'azienda, tra porte scardinate e tutto il resto, ma i ladri sono stati indotti a scappare. Hanno anche fatto molto rumore e il sistema d'allarme alla fine ha segnalato la loro presenza col custode che ha fatto il resto. Sul posto sono giunti i carabinieri che meno di una settimana fa erano intervenuti nella stessa zona scoprendo una Golf sospetta con i ladri che nel frattempo erano fuggiti per i campi. I 2 episodi potrebbero anche essere collegati. È invece dato a segno il raid di alcuni ladri sempre a Mira, ma stavolta nel mirino ci sono addirittura le stelle di Natale dell'AIL.
Hanno approfittato del momento in cui uno dei volontari stava pagando la bolla al fiorista e in meno di 5 minuti sono riusciti a rubare ben 50 stelle di Natale dell'AIL, destinate alla vendita per la raccolta fondi sulla ricerca contro la leucemia. 7 casse di piantine sulle 8 acquistate per essere vendute in piazza Auriago di Mira nel fine settimana. Immediatamente è partito il tam tam sui social network per avvertire i volontari che le stelle senza cellophane dell'AIL potrebbero far parte di quella partita, invitando quindi tutti a non acquistarle. Siamo senza parole, ha commentato la responsabile dell'AIL della Riviera Roberta Nalon. Non avremmo mai creduto che qualcuno potesse arrivare a tanto. È stata presentata la denuncia ai carabinieri. A Vicenza ora per un'operazione da parte della questura che ha portato a sgominare una banda italo-albanese dedita allo spaccio di droga. Anna De Roberto ci racconta tutto in diretta. Anna. Sì, buongiorno, siamo nel corso della conferenza stampa, l'operazione della squadra mobile di Vicenza, la sezione antidroga è stata smantellata, un'organizzazione criminale e appunto dicevi bene Nicola, italo-albanese, a capo ci sono 2 albanesi con lo zio e poi dentro ci sono anche 2 donne, per ora ci sono 2 arresti mentre gli altri 8 sono indagati, sostanzialmente è un'operazione che dura da circa 2 anni, si tratta dello spaccio di droga che riforniva appunto di stupefacenti tutta la Vicenza bene, quindi imprenditori, professionisti, pare ci fosse anche un politico locale. Questa organizzazione aveva una struttura piramidale, al capo c'era un soggetto che andava a prendere la droga in Spagna, parliamo principalmente di cocaina, e poi c'erano le persone intermedie che la smistavano e la consegnavano agli spacciatori che poi andavano direttamente nelle case di questi imprenditori a vendere la cocaina, consegne anche nel giorno di Natale, soprattutto durante le feste, per alimentare i loro festini. Dicevamo che ci sono 2 arresti, 8 persone sono indagate, l'operazione si chiama Puppet perché loro usavano chiamarsi al telefono con i nomi dei pupazzi. Ci fermiamo qui, poi eventualmente nuovi aggiornamenti a più tardi. Grazie Anna De Roberto. Lasciamo adesso la cronaca, ma parliamo del sopralluogo della Commissione Ecomafie alla Vidori di Vidor nel Trevigiano, l'azienda per il trattamento dei rifiuti semidistrutta dal rogo scoppiato il 18 agosto scorso. Fiamme di probabile matrice dolosa su cui la Procura di Treviso sta ancora indagando. Rientra nell'ambito di una serie di approfondimenti che stiamo facendo, in particolare sul fenomeno degli incendi. Vidori sotto la lente della Commissione sulle ecomafie, non per possibili coinvolgimenti, ma per far capire ai parlamentari cosa significa l'incendio di un'azienda e di una zona dove si trattano rifiuti anche speciali. Tutte le informazioni che ci possono essere date sia dalle procure, sia dai vigili del fuoco, dall'ARPA e anche dai NORE, li stiamo raccogliendo e penso che sia molto utile anche dal punto di vista legislativo, perché una delle nostre funzioni fondamentali è quella di prevenire. Una visita per capire con quali leggi può intervenire per difendere le aziende che si oppongono alla piovra che lucra sui rifiuti. Ce ne sono più di uno, credo che però proprio per la delicatezza delle indagini in corso le valutazioni vadano fatte in un secondo momento, quando abbiamo tutti gli elementi. Visita dell'azienda dove il 18 agosto, in piene ferie con gli impianti fermi, è scoppiato un incendio, a seguito del quale la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per dolo. Stiamo verificando anche il rapporto con le assicurazioni, perché insomma visto che è un numero sproporzionato, quindi stiamo cercando di capire un po' in tutta Italia, fare una fotografia in particolare per quanto riguarda gli scarti dei rifiuti. Commissione che non si sbilancia sulla presenza delle ecomafie nel Veneto. La situazione dei rifiuti, insomma, essendo un business molto forte, quindi ovviamente c'è sempre l'interesse della criminalità. Parliamo ancora di aziende, ma è tutt'altro tema. Aveva fatto scalpore ieri la notizia di un'azienda che è un'azienda metalmeccanica, nei giorni scorsi in realtà, che non trovava dipendenti nonostante offrisse 70 posti di lavoro a tempo indeterminato. Ebbene, il tam tam mediatico è servito a qualcosa, perché in poche ore sono arrivati migliaia di curricula.
Un fiume in piena di curriculum inviati da migliaia di persone in cerca di occupazione. Una folla trasversale per età, titolo di studio e qualifica ha risposto all'appello della Carraro di Campodarsego, in difficoltà per la mancanza di 70 dipendenti tra operai e ingegneri, con stipendi base che superano i 1.500 euro. La sede dell'azienda è stata invasa da candidature all'assunzione. Non mancano però anche voci critiche. Per la CGIL in passato sarebbero stati disattesi i percorsi di assunzione e gli stipendi non sarebbero in linea con le professionalità richieste. E adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo e parleremo fra le altre cose anche degli alpini che si sono ritrovati volontari alla Pala Verde ieri sera a Villorba. State con noi. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, ripartiamo da Padova, da Selvazzano, dove ai blocchi di partenza la procedura per realizzare il complesso sportivo della città, un impianto che si propone come eccellenza a livello nazionale. Con una superficie di 16.765 metri quadri rappresenta l'opera più importante nella storia della città di Selvazzano Dentro, con il via al bando di gara da 10 milioni di euro per realizzare l'impianto di piscine e non solo a Tencarola. Parte un progetto che nelle parole del sindaco Enoch Soranzo rappresenta un punto di svolta non solo per il suo comune ma per l'intero territorio. Mette insieme benessere, wellness, riabilitazione, nuoto, dal nuoto in vasca corta a livello regionale e nazionale per eventi agonistici, con tanto di libera della Federazione Italiana Nuoto. È un impianto che guarda a ospitare eventi anche di pallanuoto, di nuoto sincronizzato, subacquea, ma anche, se possiamo dire, i nostri ragazzi di divertirsi con scivoli nell'esterno, con il benessere, con momenti di relax e tempo libero per le nostre famiglie. L'impianto in Viale della Repubblica, omologato CONI, guarda ben oltre i confini comunali e si propone come un'eccellenza nazionale, sia per funzionalità che per la diversificazione delle destinazioni, compresi gli spazi polifunzionali, dedicati tra l'altro a riabilitazione e fisioterapia. Si prevede che la gara ha la scadenza del 9 febbraio, da lì insomma crediamo, se non ci sono imprevisti, che ci possa essere, per quello che prevede il codice di contratti, altri 90 giorni tra aggiudicazione e verifica requisiti e firma del contratto. Insomma, noi pensiamo senza imprevisti che già per quello che potrà essere la metà, il primo semestre del 2018, vedere l'apertura di cantieri. E adesso la grande festa di ieri sera al Pala Verde, con oltre 3.000 alpini che si sono ritrovati, volontari, e cui è stato detto un grazie dalla città di Treviso. E ora onore alla bandiera di guerra, alla bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini. Sono passati ormai 7 mesi dalla 90ª adunata del Piave, eppure le immagini, i suoni, le emozioni di quelle giornate sono ancora vivi nel cuore delle penne nere e dei trevigiani che hanno contribuito a fare di questa l'adunata dei record. Tutti mi dicono che sono uscito dal Consiglio Direttivo Nazionale con la mia ultima adunata con il botto. Infatti 650.000 partecipanti nella giornata del sabato e della domenica è qualcosa di eccezionale. Record anche nei costi per l'organizzazione, contenuti rispetto ad altre adunate. Abbiamo speso meno di 1,5 milioni per questa adunata, cosa straordinaria. Siamo perfettamente rientrati con i costi e abbiamo raggiunto un equilibrio, quello che ci aspettavamo. A contribuire a questo successo le oltre 3.700 penne nere, tutti volontari che ieri sono stati ringraziati per quanto fatto durante la grande festa alpina. Questa sera era giusto invitarli, dare loro un una piccola pergamena, non è niente, ma è un segno di riconoscimento e una bicchierata di tutti. Il volontariato caratterizza da sempre il corpo degli alpini. Le penne nere sono le prime ad arrivare dove c'è un'emergenza, che si tratti di un'alluvione o di un terremoto. Mi piace vedere il sorriso della gente. Quando andiamo via dal posto di un terremoto, anche se la gente soffre, vedere il sorriso delle persone, che è il nostro ricambio che ci dà, il nostro ringraziamento, basta il sorriso delle persone. Lo dico ad Antenna come sempre per segnalare i disservizi e problematiche della vostra città, del vostro quartiere, redazione @antena3.it, per scrivere una mail 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria o 351 175 5340.
Vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo, subito dopo di noi, ore 13, oggi è la giornata dedicata alla sanità, si parlerà di distacco della retina e di patologie dentarie con il dottor Giorgio Santin, primario dell'unità oculistica dell'ULSS 4, e il dottor Michele Capuzzo, primario di odontostomatologia, sempre dell'ULSS 4. Questa sera a 20:10 Venezia in primo piano, ma non solo, con ospiti Giovanni Giusto, consigliere della Lega Nord in Comune di Venezia, e con Nicola Pellicani, consigliere del Partito Democratico, sempre a Venezia, quindi sotto i riflettori la città lagunare, ma dicevamo non solo, a 20:10. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, pressione in temporaneo rinforzo sul nostro paese e dunque bel tempo anche sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 5 dicembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibili foschie o nebbie mattutine ma in rapido dissolvimento. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione è presente l'alta pressione, dunque cielo sereno su tutto il territorio salvo qualche nube sui monti. Temperature massime attese tra 7 e 10 gradi, valori notturni previsti tra -3 e 0 gradi in pianura. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese tra i 7 e i 9 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.